Un saluto amici appassionati, amanti di calcio giovanile, ben ritrovati da Claudio Costanzo dal Garda Sport di Mili Marina per raccontarvi dell'ottava giornata del campionato giovanissimi provinciali messinese che vedeva la Real Retiro ospitare lo Sporting Barcellona, padroni di casa di mister Sergio Bosio, reduci dalla vittoria sul campo dei Rogazionisti di Messina per 5-0 contro la Scuola Calcio Sicilia che li ha visti salire a quota 11 punti in classifica, ospiti di mister Costantino, reduci invece dalla debacle interna per 3-0 contro il Gescal. Passando alle formazioni che si sono affrontati in campo, troviamo per il Real Retiro con il numero 1 Colucci, 2 Lanzafame, 3 Lamantia, 4 Amato, 5 Cantante, 6 Antonazzo, 7 Silipigni, 8 Schepis, 9 Ragusa, 10 Di Natale, 11 De Luca. Risponde lo Sporting Barcellona con Ruggeri, Iannello, Pergolizzi, Costantino, Filocamo, Spanò, Irrera, Imilica, Cordaro, Centorrino e Rossa. Con l'esilio delle immagini a cura di Francesco Morabito abbiamo visto tutti i protagonisti in questo pre-partita. Maglia bianca con inserti rossi per i padroni di casa del Real Retiro, total orange per gli ospiti dello Sporting Barcellona. La prima occasione è di marca locale con questo mancino di Silipigni, che però viene allontanato dalla retroguardia dello Sporting Barcellona. Dagli sviluppi dello stesso calcio d'angolo, sempre Silipigni che mette dentro questo velenoso mancino, la palla resta lì, ci prova con il destro Schepis, ma il pallone termina largo. Sporting Barcellona che allora punge in avanti all'altro lato e avrebbe una clamorosa occasione con Spanò, classe 2004, che però sciupa tutto e da 0 metri calcia sul fondo. Continua a creare grattacapi in avanti lo Sporting Barcellona, forse però in posizione di offside, trova il gol del vantaggio che porta la firma di Lorenzo Rossa, classe 2003. Sembra netta la posizione di offside e a seguire anche il fallo di mano del numero 7, non ravvisato nulla dal direttore di gara. E allora lo Sporting Barcellona può passare in vantaggio quando il Real Retiro prova a rispondere dall'altro lato. Con questa occasione si accentra il proprio attaccante, scaglia il destro, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. È stato Andrea De Luca in questo caso, quando mister Bosio è costretto a operare un cambio al 28esimo del primo tempo. Per infortunio lascia il campo Cantante, al suo posto Giuseppe Amante, classe 2004. Ci prova Real Retiro nel finale primo tempo, provando a sfruttare questo calcio di punizione a 2 dentro l'area. Calcia alto però il bomber Giovanni Ragusa. Non accadrà molto altro nel primo tempo di questa gara. Infatti di lì a poco il duplice fischio del direttore di gara manda le due squadre al meritato riposo. Fin qui decide il gol di Lorenzo Rossa, in posizione nettamente irregolare, e dopo un controllo di mano è sembrato comunque più vivo lo Sporting Barcellona in questo primo tempo. Corre infatti subito ai ripari mister Bosio, gettando nella mischia il numero 17 Marco De Gaetano al posto di Rosario Di Natale, quando siamo già passati con le nostre immagini al film della ripresa che si apre ancora con un'occasione per gli ospiti. Il mancino però è bloccato da Colucci, ancora Sporting Barcellona che punge in avanti. Questa volta viene ravvisato un attaccante di mister Costantino in posizione di offside. Prova a rispondere dall'altro lato il Real Retiro con questo tentativo in pallonetto di Ragusa, che si spegne sulla traversa. Scusate, era stato Marco De Gaetano nell'occasione, quando troverà anche il gol del raddoppio lo Sporting Barcellona grazie a questa bellissima azione personale di Gianluca Centorrino, classe 2004. La sua serpentina fa secchi 2 avversari, poi si libera al destro e riesce a battere il numero 1 Colucci per il gol dello 0-2 dello Sporting Barcellona. Real Retiro che però si riaffaccia in avanti e ha un'occasione per accorciare le distanze con Andrea De Luca, che non riesce però a centrare lo specchio della porta. Torna a pungere lo Sporting Barcellona, che ha anche l'occasione di chiudere la gara. Solo i pronti riflessi di Colucci, classe 2004, a sbarrargli la strada. Si riaffaccia in avanti la formazione di mister Bosio, che ha una clamorosa occasione con Bomber Ragusa, che non riesce però a pungere in questo caso. Doppio cambio che cambierà le sorti della gara. Entrano in campo infatti Alessio Bruno e Giuseppe Russi. A fare gli spazi sono Francesco Antonazzo e Giovanni Lanzafame. Di lì a poco Real Retiro in avanti riuscirà a sviluppare meglio la manovra. Qui ci ha provato Ragusa in 2 tempi, però l'estremo difensore del Barcellona Ruggeri fa sua la sfera. Ancora Real Retiro che ora sembra provarci con insistenza. Il destro però di De Luca è ancora una volta sballato. Qua è lo stesso numero 11 di mister Bosio che con caparbietà ruba un pallone, entra in area
si sposta sul destro, mette dentro all'indirizzo di Ragusa, la palla carambola un paio di volte sulla traversa per poi insaccarsi in rete per il gol dell'1-2. Mette il timbro ancora una volta Giovanni Ragusa, che riapre la gara in questo finale. A ridire infatti ancora in avanti con questo mancino sempre interessante di Silipigni. La palla resta lì, prova a raccoglierla Amato, anzi era Schepis a scagliare il destro verso la porta di Ruggeri, non centrando però l'obiettivo. Nel finale anche Michalizzi in campo, a fargli spazio sarà Silipigni. L'ultima occasione non sfruttata dallo Sporting Barcellona, per poi trovare il gol del pareggio che porta la firma di Giuseppe Rustica. Si sposta la palla sul mancino e fredda Ivan Ruggeri per il gol del 2-2. Va a esultare col padre il subentrato Giuseppe Rustica, classe 2004. Ha trovato il gol del 2-2 insperato a un certo punto della gara per il Real Retiro, che riesce comunque a portare a casa punti importanti dopo un inizio di gara difficile. Di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara. Game over al Gardesport di Mili. Real Retiro 2, Sporting Barcellona 2. Termina così il 2017 dei ragazzi di Mister Bosio, che nella prima uscita del nuovo anno se la vedranno coi parità del Camaro. Augurandosi allora una lieta visione da Claudio Costanzo, allora non resta che farvi gli auguri di buone feste e darvi appuntamento al prossimo servizio. Auguri!